Gentili telespettatori, ben trovati ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. Diamo uno sguardo insieme dunque agli appuntamenti in calendario dei prossimi giorni. Gli studi di anatomia di Leonardo diventano realtà. Fino al 30 settembre a Palazzo Zaguri, Venezia, una mostra davvero esclusiva. Vere parti del corpo riproducono i suoi studi sui muscoli del braccio umano piuttosto che della colonna vertebrale o il sistema vascolare, gli organi del torace e dell'addome femminile, per finire con l'uomo vitruviano. Tutto questo grazie all'innovativo processo della plastinazione. La soffitta in piazza è un mercatino dell'usato che animerà Piazza Risorgimento e zone limitrofe a Pordenone nella giornata di domenica 29 settembre. A partire dalle 8:30 del mattino ci sarà l'angolo del libro usato e l'angolo del vintage per scambiare e vendere libri usati, ma anche per scambiare e vendere tutta l'oggettistica riposta in soffitta e non più in uso. Proseguo la puntata di oggi segnalandovi Sedes Monteghea. Dal 27 al 29 settembre a Falcade andrà in scena la suggestiva Festa delle Malghe. Nel comprensorio sono ben 12 quelle attive, in un'epoca dove la pastorizia e l'agricoltura, soprattutto in zone difficili come la montagna, stavano scomparendo. Una sfida per valorizzare il grande patrimonio della Valle del Biois con alcuni spaccati che permettono di mantenere vivo il ricordo e gli aspetti della nostra identità più vera. Nel 1948 venne fondata l'Honda. Un giovane operaio di un'officina meccanica ebbe l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta e in questo modo diede vita ad una società costruttrice di motociclette che più tardi diventò un colosso mondiale. Nacque così, quasi per caso, la Honda Motor Company. Essere originali diventa sempre più difficile. Ennio Morricone. San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, è il primo comune veneto che incontriamo partendo dalla foce del fiume Tagliamento. Il fiume è da sempre compagno storico del paese e offre panorami suggestivi in mezzo alla natura incontaminata. Durante la seconda guerra mondiale tutto il paese venne devastato dai bombardamenti e l'attuale San Michele infatti è il frutto di una ricostruzione più a sud dell'insediamento originario. Dal Notes di Antenna 3 è tutto, arrivederci!